Operazione antidroga in mezza Sicilia realizzata dai carabinieri. I militari dell'Arma hanno dato esecuzione a un'ordinanza cautelare a carico di 13 persone accusate di traffico e spaccio di stupefacenti. L'operazione è stata condotta nelle province di Agrigento, Ragusa e Catania ed ha permesso di disarticolare importanti piazze di spaccio. All'operazione hanno partecipato oltre 50 militari, unità cinofile ed un elicottero. Uno dei perni dello spaccio era rappresentato da un'anziana donna ultrasettantenne e da alcuni suoi parenti. A 74 anni era ai vertici di un gruppo di spacciatori costituito dai nipoti e dalle loro fidanzate e fidanzati. È la nonna della droga, la figura centrale dell'operazione Delivery, così denominata perché le dosi di stupefacenti erano anche consegnate a domicilio. Con lei in carcere sono finite altre 6 persone. Ad altrettanti indagati è stato notificato l'obbligo di dimora. Le indagini dei carabinieri hanno fatto luce anche su uno spaccio di cocaina e hashish a Modica gestito da 2 fratelli marocchini. I pusher utilizzavano un linguaggio criptico e durante le consegne non portavano con loro i telefoni cellulari. I carabinieri hanno anche ricostruito i canali di approvvigionamento della droga.